L'Austria costruisce barriere al Brennero che avranno pesanti conseguenze sia sociali che economiche. In Europa, soprattutto nella parte orientale del continente, cresce la povertà. L'Ucraina, dove si continua a combattere, è sprofondata anche in una grave crisi politica. Il felice destino di una coppia di albanesi, sbarcati in Italia dalla Vlora, tornati in patria da imprenditori. Sole Alto, film premiato a Cannes, che racconta il codice universale dell'odio. 18 anni, tanti ne sono trascorsi da quando nel 1998 veniva rimossa la barriera tra Austria e Italia al Brennero, una celebrazione presieduta dall'allora ministro degli interni Giorgio Napolitano e dal suo omologo austriaco Karl Schlögl. Si allarga l'Europa della libera circolazione e tutto questo è parte fondamentale degli ideali per cui i nostri padri, i padri fondatori dell'Europa, assunsero iniziative di straordinaria capacità anticipatrice. Oggi quello che sta accadendo riporta la storia indietro. Noi ormai ci eravamo abituati a vivere senza il confine, adesso è una situazione nuova. Come sappiamo le situazioni nuove preoccupano sempre un po' la gente perché non si sa quello che viene. Il Parlamento austriaco approverà entro fine mese una nuova legge sul diritto di asilo. Saranno ammesse 80 richieste al giorno e soltanto da parte di profughi che dimostrino di avere famiglia in Austria o che siano a rischio di incolumità in caso di respingimento nei paesi vicini. Una volta in vigore le conseguenze ai confini si faranno sentire, soprattutto se, come si prevede, con la chiusura della rotta dei Balcani i migranti torneranno a scegliere il Mediterraneo. Ci aspettiamo un picco di arrivi tra le 1.000 e 1.200 persone al giorno. Lungo la strada ci saranno punti di registrazione presso i quali saranno sottoposte ad un primo controllo. Poi decideremo se dare loro la possibilità di proseguire il viaggio oppure se mandarle indietro in Italia. Le nuove regole preoccupano i sindacati di polizia italiani. Premesso che l'Austria poteva individuare altre soluzioni, per quanto ci riguarda questa condizione determinerà un collasso operativo se non ci saranno adeguati rinforzi sia dal punto di vista tecnico che logistico. I lavori per il ripristino delle barriere sono partiti dall'autostrada. Devono aprire quella zona tra una corsia e il parcheggio, poi lì fanno un tetto volante con sotto una struttura che protegge i poliziotti che fanno i controlli. Qui ci saranno 4 corsie, 2 per gli autoarticolati, 2 per le autovetture, ma l'eventuale controllo e registrazione dei richiedenti asilo avverrà dentro container posizionati dal lato della strada statale. Sempre qui sarà eretta anche una recinzione che dovrebbe arrivare fino ai binari per impedire il passaggio a piedi. Brennero non ci sono posti per ospitare un certo numero di emigranti, abbiamo solo un centro che ospita al massimo 60-70 persone. L'Austria teme nuove manifestazioni di protesta. La prima annunciata si terrà il 24 aprile. Appena 2 settimane fa gli scontri tra polizia e attivisti hanno mostrato quello che il sonnecchioso Brennero potrebbe diventare nei prossimi mesi. Secondo l'agenda delle Nazioni Unite, entro il 2030 fame e povertà dovranno essere debellate a livello globale. Oggi in Europa ci sono circa 123 milioni di poveri. Dai 15 ai 25 milioni, secondo le stime Oxfam, se ne aggiungeranno entro 15 anni se proseguiranno le politiche di austerità adottate dall'Unione. In Europa negli ultimi 4 anni il numero di indigenti assoluti e di chi soffre di deprivazioni materiali è aumentato di oltre 7 milioni, quasi quanto il numero di posti di lavoro persi. Al terzo posto di questo sconfortante podio ci sono i working poor, lavoratori con salari da fame, per la maggior parte giovani, donne e stranieri, ma c'è una buona fetta anche di lavoratori autonomi. Secondo la Confederazione Internazionale per gli Aiuti Umanitari, ciò è dovuto da una parte alla maggiore domanda di manodopera qualificata richiesta dai cambiamenti tecnologici
tecnologici delle strutture produttive, dall'altra la delocalizzazione in paesi in via di sviluppo e la conseguente riduzione dei salari dei lavoratori meno qualificati. E poi ci sono la migrazione, la liberalizzazione del mercato del lavoro, l'indebolimento della contrattazione centralizzata. Vivo in strada da 3 anni. Prima ho lavorato in Olanda per 12 anni, poi non ci hanno voluti più. Come tedeschi costavamo troppo. Le cose vanno così. Hanno preso lavoratori rumeni che prendono 7 euro l'ora. Noi ne prendevamo 11. Quella era la differenza. Hector, nel bel film dell'inglese Jake Gavin, è un senzatetto adattatosi a vivere nelle stazioni di servizio delle autostrade, sente che si avvicina alla fine e decide di ritrovare il suo passato, la famiglia che l'ha dimenticato. Per l'Europa, la lotta al fenomeno dei senzatetto deve diventare una delle priorità della politica nella strategia Europa 2020. L'obiettivo è ridurre di almeno 20 milioni il numero degli indigenti. La mappa degli invisibili in Europa mette in evidenza l'insufficienza delle politiche in atto. Se in Ungheria ai senzatetto è vietato sostare nei luoghi pubblici, cosa che ha procurato al governo l'accusa di violazione dei diritti umani fondamentali, a Praga il Gregory Project propone di creare cartelloni pubblicitari tridimensionali, trasformandoli in 18 metri quadri di piccoli comfort per ospitare i senzatetto. A Bucarest invece, se gli invisibili possono prendere del cibo da frigoriferi per strada, il fenomeno di centinaia di homeless che popolano le fogne della città non è mai calato. Questa è la democrazia. Dopo aver lavorato per 32 anni, ora sto vivendo in strada. Secondo la Fondazione Parada, il 28% dei rumeni non ha risorse per sopravvivere. A Bucarest 7.000 tra bambini ed adulti di notte vivono nei cunicoli sotterranei, di giorno raccimolano qualche euro per un pasto e per rifornirsi di colla da sniffare. Per l'Oxfam il problema della povertà nell'Unione Europea non consiste nella scarsità di risorse in tempi di crisi, bensì nel modo in cui la ricchezza è distribuita. Questa è la mia prima volta sulla strada, per così dire. Prima ho sempre avuto un alloggio e un lavoro nero. Si stima che l'1% più ricco della popolazione europea detenga oltre un terzo delle ricchezze del continente. I paesi europei guardano all'orizzonte 2020, innanzitutto con interventi sul reddito minimo garantito. Il sistema più avanzato è in Danimarca, dove gli over 25 ricevono 1.325 euro al mese. Scende della metà in Irlanda, seguono con varie modalità Inghilterra, Belgio, Olanda, Germania e Francia. In Italia il disegno di legge delega prevede 320 euro al mese, ma solo per 1 milione di persone. In Ucraina la guerra civile nel Donbass continua. Gli osservatori internazionali della OSCE segnalano quotidiani scambi di fucileria. Il premier ucraino Arseniy Yatsenyuk, impegnato da mesi in un braccio di ferro con il presidente Petro Poroshenko, ha perso la maggioranza nella Rada, il Parlamento, ed è stato costretto alle dimissioni. A condizionare il confronto politico anche le formazioni armate dell'estrema destra, come ad esempio Pravi Sector, protagonista l'estate scorsa di scontri armati con la polizia. Il presidente Poroshenko al momento è appoggiato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS, osserva come la situazione sia in realtà estremamente dinamica. L'Italia rimane tra i paesi che sostengono l'implementazione del processo di Minsk e quindi auspica la ricomposizione del contenzioso che oppone la Russia all'Ucraina. Comunque è evidente che l'Italia ha un grandissimo interesse affinché le relazioni tra l'Europa e Mosca tornino ai livelli precedenti la crisi. Nessuno sa per il momento quale sarà l'impatto dei cosiddetti Panama Papers sulla carriera di Poroshenko e la sua permanenza al potere. Molte cose dipenderanno anche da quello che succederà nelle prossime settimane a Kiev. Le sanzioni economiche contro la Russia sono utili o controproducenti? L'Italia si batte da tempo affinché le sanzioni alla Russia vengano discusse, rimodulate e possibilmente cancellate nel più breve tempo possibile. Ha anche tentato lo scorso inverno di ottenere un risultato in questo senso a gennaio, mancando però l'obiettivo perché l'Italia è risultata purtroppo isolata su questo punto.
C'è da dire comunque che l'Italia non può spingersi oltre un certo punto e quel punto è rappresentato dalla necessità di mantenere la solidarietà europea e occidentale, quindi una certa uniformità di punti di vista con gli Stati Uniti. La guerra in Ucraina ha cambiato la strategia della NATO. Spinta dai paesi baltici e dalla Polonia, sembra che tutta l'attenzione dell'Alleanza Atlantica sia dedicata alla Russia. Per i polacchi e i baltici la Russia evoca un passato e è sempre uno spettro che l'imperialismo, tra virgolette, russo possa riemergere ai loro danni. Per questo vogliono garanzie dalla NATO e mi pare che gli americani in una certa misura li stiano accontentando. Per noi italiani, che siamo in un altro scacchiere, la Russia è soprattutto un partner e non è un mistero per nessuno che soprattutto l'opinione pubblica italiana ha un certo gradimento per quanto la Russia ha fatto e sta facendo in Siria, lo sta esprimendo. Il presidente Poroshenko, con la benedizione di Washington, Berlino e Parigi, starebbe cercando un compromesso con i ribelli filorussi. A fare da tramite sarebbero alcuni grandi oligarchi che nel recente passato appoggiavano l'ex presidente Yanukovych, il cui governo fu abbattuto dalla sommossa del Maidan. Come in un tragico gioco dell'oca, dopo 2 anni di guerra e 9.000 morti, l'Ucraina sta ritornando alla casella di partenza. Mi ricordo dall'altra parte che noi alzavamo tutte e due le mani, però chiedevamo aiuto, volevamo solo l'acqua. Proprio un giorno da non dimenticare, no? Istantanee di storia, la storia dell'emigrazione albanese. 8 agosto 1991, la nave Vlora fa il suo ingresso nel porto di Bari, a bordo 20.000 persone, tra loro anche Neji e Jeta, neolaureati e sposi da pochi giorni, erano in viaggio di nozze quando decisero di partire, addosso ancora gli abiti del matrimonio. Con questo vestito sono arrivata a Bari. Proprio giusto così, senza scarpe, senza niente, stando sulla nave, sul stadio 2, 3, 4 giorni in cui il vestito non era bianco, era diventato grigio. Se non eravamo noi in grado di far trovare una vita in pace, una vita felice in Albania, allora da qualche parte dovevamo trovare. La felicità l'hanno trovata prima a Bari e solo dopo a casa in Albania, dove sono tornati per avviare questa azienda nella zona industriale di Tirana. Commercializza prodotti e macchinari per l'imbottigliamento di olio e vino, 13 dipendenti, 800.000 euro di fatturato, export in Macedonia, Serbia, Montenegro e fornitori al 99% italiani. Abbiamo portato qua in Albania il meglio d'Italia. E non è l'unico legame col nostro paese. I 3 figli sono nati in Italia, Elviana e Alessia studiano ingegneria a Londra, Ryan, 14 anni, frequenta le superiori. Soprattutto a Bari vivono ancora Anna e Luigi, la famiglia che un giorno d'agosto di 25 anni fa gli ha aperto le porte quando, fuggiti dall'inferno dello Stadio della Vittoria, non sapevano dove andare. La prima casa che abbiamo trovato ci ha dato una mano, ci ha fatto ospitare, ci ha fatto lavare perché eravamo molto sporchi, poi per 6 mesi siamo stati ben ospitati da loro. Loro ci hanno dato tutto che si poteva dare, cioè ci hanno dato il meglio di loro. Lì sono rimasti nascosti per mesi, fino a quando la situazione non si è calmata e Jeta non è rimasta incinta. Anna e Luigi li hanno sistemati in un'altra casa e per oltre 1 anno hanno pagato loro l'affitto. A me mi ricordo quando è nata la mia figlia, la prima, lei è stata proprio vicino a me, mi emoziono perché è giusto. Come una mamma, cioè. La signora Anna come una mamma e il signor Luigi come un papà. Era lui ad incoraggiare Jeta e Neji. 2 come voi, gli ripeteva, ce la devono fare, prima o poi tornerete in Albania. Quando sentivamo queste parole sembrava come un sogno, però oggi dopo 22-23 anni è una realtà. Io mi sentivo un po', diciamo, di colpa. Come faccio a ricompensare tutto questo che avete fatto voi? E lui mi ha detto con poche parole, ci ha ripensato un po' e ha detto, vedi Neji, tutto quello che abbiamo fatto noi, le famiglie baresi, voi dovete compensare soltanto dando
con lo stesso ritmo, con la stessa capacità, questo aiuto agli altri. E così è stato. L'occasione nel 1999, la crisi del Kosovo e l'arrivo dei profughi in Albania. Noi abbiamo preso una famiglia di Kosovo, abbiamo tenuto in casa fin quando cioè la situazione è già regolata in Kosovo. Cioè noi siamo davanti a loro con una promessa realizzata. Grande commozione in Romania per un terribile incidente stradale costato la vita a 5 persone, mentre 2 sono i feriti gravi. Nel centro industriale di Braila, nel sud-est del paese, un'automobile lanciata a grande velocità è sbandata, falciando un gruppo di persone che ad una fermata stava aspettando l'autobus. La scena è stata ripresa da una telecamera per il controllo del traffico. L'automobilista, un uomo di 27 anni, risultato negativo all'alcol test, è stato arrestato e incriminato per omicidio plurimo. Raccontare tragedie, raccontare destini di torti commessi e quelli subiti, raccontare storie di guerra e tristezza che si ripetono, ma dare a questo racconto anche una via d'uscita per salvarsi dalla storia. Questo è Sole Alto, film premiato al Festival di Cannes e che sta per uscire anche nelle sale italiane. Il regista croato Dalibor Matanić, partendo dal 91 nell'arco dei successivi anni, dirige con maestria i 2 protagonisti, gli attori Goran Marković e Tihana Lazović, luminosa shooting star dell'ultima Berlinale, fino a sviluppare un racconto vivo, essenziale, che coinvolge lo spettatore nei sentimenti di amore, odio, passione ed una continua speranza. To je bio neki moj bijes. Ho fatto questo film perché ero arrabbiato per quello che succede da noi nei Balcani, ma anche nel resto del mondo. Osservavo questo codice dell'odio, un codice dell'odio imposto alle persone, un odio imposto alle persone con la storia, un odio imposto dalla storia che schiaccia valori nobili come l'amore, la tolleranza e il perdono. Questo succede nei Balcani. Ho però voluto fare un film in cui l'amore e la tolleranza superano l'odio e la storia. Sole Alto racconta della guerra tra serbi e croati, proponendo però una lettura più ampia di una storia universale che può succedere in qualsiasi parte del mondo. La chiave di Sole Alto è che non è esplicito. Con piccoli dettagli si può capire chi è croato, chi serbo, ma questo per il racconto non ha importanza. Potevo parlare di ebrei e palestinesi o di messicani e americani. Nel film ho raccontato un codice dell'odio che è universale. Hanno distrutto tutto per divertimento. Il film non è scontato e il coinvolgimento degli stessi attori in storie diverse che si susseguono a intervalli di 10 anni ha dato al regista molta libertà. Il film non è per nulla ottimista, anche se lascia alla fine spazio alla speranza. La speranza è l'essenza del film. Solo con la speranza si governa la storia e si impedisce alla storia, al passato, di dividere le persone e di obbligarle ad odiare e a dividersi. Il film è la ricerca di una nuova strada, ma non dice se si riuscirà mai a concretizzarla. Il film non ha un happy end, non serviva. Sole Alto indica solo un modo per poter vivere. Abbiamo raccontato come la storia dell'odio è ciclica, come produca guerre con un periodo ciclico quasi matematico, ogni 40 anni. La politica in questo è assolutamente dannosa. Per evitare queste tragedie bisogna che le singole persone cambino, ci vuole tanta tolleranza, tanto perdono e rispetto. Matanić ha ambientato molti momenti cruciali del racconto in mezzo alle tombe, nei cimiteri. I cimiteri sono i luoghi che alla gente ricordano il passato, sono i simboli delle guerre, dei morti, della paura. La politica, chi vuole dividere, parla sempre di tombe, di sepolcri. Con Sole Alto ho tentato di superare questo eterno ricordare le tombe. Sole Alto è una pellicola che non si piega ai preconcetti e ai pregiudizi di supremazia che l'Europa nutre nei confronti dei Balcani, stereotipi sulla violenza endemica e sulla irrazionalità dei serbi e dei croati. Matanić ha diretto un film che mostra come l'odio e la rabbia siano comuni a tutti noi e come nello stesso tempo tutti noi siamo chiamati a superarli.